Grazie, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo alcune variazioni nel programma originale e col mio intervento, eh, diciamo così, assorbirò alcuni dei passaggi che avrebbe dovuto presentare il collega dottor Andrea Comacchio, che in questo momento è impegnato a Roma in commissione tecnica presso il Ministero per la definizione, l'affinamento del testo del decreto che va a dare attuazione alle scelte sul primo pilastro che, come sapete, dovrà essere adottato, varato entro il mese di luglio. E dunque uno sguardo al percorso che abbiamo fatto, non per tediare, ma per richiamare e dare il senso del punto in cui siamo, della tappa in cui siamo, una tappa significativa, come ricordava l'assessore, ma una tappa ancora intermedia se vogliamo traguardare all'attuazione e all'effettività, diciamo così, della traduzione degli interventi previsti dal programma. Siccome molti materiali sono stati resi a disposizione fisicamente per chi è qui in sala con noi e poi a partire da domani, dopodomani saranno disponibili come sempre sul portale Piave, io mi permetto di andare anche più veloce, così magari di non appesantire e affidare alla vostra lettura con calma delle parti di maggiore interesse, sia il sottoscritto ovviamente che i colleghi che poi mi seguiranno. Dunque dicevo uno sguardo strategico, la prospettiva è lunga sia in termini di retrospettiva che di quella che abbiamo avanti, la rappresento in questa slide che avete già visto, che abbiamo già usato in altri appuntamenti. Dove siamo oggi? Rispetto al calendario, al cronoprogramma che era stato definito a suo tempo e che come vedete è partito già diciamo così, nel 2013, oggi siamo all'indomani diciamo così, del formale invio, caricamento sul sistema informativo della Commissione concluso proprio 24 ore fa, ieri mattina, alla Commissione europea. Parte una fase di negoziato che ha dei tempi tecnici previsti dal regolamento, dopo li richiamo molto velocemente. E quindi oggi cos'è che presentiamo? Presentiamo, come ricordava l'assessore, la proposta che è adottata, proposta della Giunta, adottata, fatta propria dal Consiglio regionale e che è stata inviata alla Commissione. È una proposta che, come veniva ricordato, è stata sin dalle fasi di analisi condivisa col partenariato, con un percorso per certi versi nuovo, per certi versi sicuramente più ampio di quanto già sperimentato nella passata fase di programmazione, che ha coinvolto gli astanti, i presenti. Ricordiamo il tavolo di partenariato è composto da 88 o 90 sigle in rappresentanza di tutto il settore agricolo, di tutto il mondo rurale che coinvolge il programma. E vedete rappresentate qui sinteticamente le tre fasi di cui siamo stati tutti insieme protagonisti e che hanno portato il passaggio dall'individuazione dei fabbisogni alla definizione della strategia, alla scelta degli interventi, fino alla cosiddetta proposta tecnica e quindi alla limatura rispetto ai contenuti dei singoli interventi. L'ultimo passaggio l'abbiamo concluso, se ricordate, dopo la presentazione al partenariato del 10 aprile con la consultazione durata sino al 5-7 maggio, adesso potrei sbagliare, a cui ha fatto seguito il 10 giugno la formalizzazione della proposta da parte della Giunta al Consiglio regionale. Brevemente qui riporto i numeri, non mi ci soffermo perché saranno poi ripresi anche dal collega Barbieri per una iniziativa specifica che svolgeremo durante i lavori di questa mattinata. Comunque sono numeri che danno conto di un'attività di confronto non solo così dichiarata, ma effettiva, reale e voglio sperare che alcuni di voi abbiano potuto averne prova anche andando a rilevare diciamo così, il feedback, i commenti di considerazione e di valutazione rispetto ad esempio alle osservazioni, alle proposte migliorative proposte nella fase 3, 280 circa 270 proposte nel merito dei criteri di ammissibilità, dei principi di selezione e così via, le quattro diciamo così, schede qualificanti, le diverse proposte di intervento.
che sono stati puntualmente valutati, considerati, in larga parte o recepiti o comunque registrati in vista dei bandi, dei futuri bandi, da parte dei colleghi responsabili delle singole misure e in larga parte vuol dire che su 270, almeno 140, 150 o sono già presenti nelle schede misure o sono stati considerati o verranno, o sono stati annotati e verranno, come dire, tenuti in debita considerazione in un livello di dettaglio che è proprio della fase dei bandi ed era invece non richiesto in questa fase di programma. Andiamo ancora avanti, richiamava l'assessore questo, e cioè le scelte strategiche, i presupposti, i pilastri, chiamiamoli come vogliamo, i cardini, su cui la Regione ha scelto di incentrare il programma all'interno del binario più ampio fornito dal regolamento. È indubbio che c'è una forte scelta, la vedrete poi tradotta anche nei numeri della proposta di riparto finanziario, c'è un forte indirizzo, una forte scelta al sostegno alla competitività. C'è un forte orientamento ai temi dell'innovazione, del trasferimento di conoscenza. Questi due aspetti traguardano il futuro del settore agricolo e agroalimentare in particolare, come motore e volano dello sviluppo, diciamo così, del contesto rurale. C'è stata una scelta di sostenibilità e di governance intesa come responsabilità condivisa, partecipata e questo come dire, è confermato dall'approccio al partenariato che abbiamo avuto in tutte le fasi di costruzione del programma e poi nelle fasi di attuazione, quindi nelle fasi successive che poi richiameremo. Per quanto riguarda la sostenibilità, ecco, la sostenibilità è intesa come equilibrio e come diciamo così, coerenza interna al programma. Una volta dichiarate determinate scelte strategiche si va di conseguenza, non può esserci contraddizione tra l'analisi, le dichiarazioni di fabbisogno evidenziate e poi l'investimento che si va a fare o i contenuti tecnici delle misure. Ovviamente questi 4 primi cardini hanno portato a cascata coerentemente alcune declinazioni che qui vedete siglate con delle parole chiave: la concentrazione, cioè il tentativo di fare massa critica su uno spettro, un ventaglio di interventi più ridotto, limitato, ma non per togliersi opportunità, ma per dare maggior significato e valore agli ambiti dove il programma va ad agire. L'integrazione, cioè il mantenimento dello strumento dei pacchetti, progetti integrati sia a livello, cito i 2 casi significativi, del giovane, dell'insediamento del giovane o della filiera, dell'integrazione di filiera. E così via, mi soffermo sull'ultimo, la montagna, cioè una forte attenzione concreta, reale, in termini di valore destinato e di interventi pensati ad hoc per le zone montane. Il risultato, le 6 priorità del regolamento sono state, all'interno delle 6 priorità del regolamento abbiamo attivato tutte e 18 le focus area. Alcune focus area hanno un'attivazione quasi simbolica in termini di risorse, ma in taluni casi è perché, o comunque limitata rispetto al fabbisogno, ma perché vogliamo mantenere una forte attenzione anche verso il programma di sviluppo rurale nazionale, che è un'altra novità di questa programmazione, un programma che porta 2 miliardi e 200 milioni di euro e che è attivo a presidio di alcune priorità particolari, sicuramente la gestione del rischio, la biodiversità zootecnica, animale e mi sfugge la terza, ecco, la gestione dell'infrastruttura irrigua in maniera complementare all'attenzione che il PSR dà dal lato invece aziendale all'efficientamento dell'uso della risorsa idrica. Questi obiettivi vengono raggiunti dal programma attivando 13 misure e ogni misura, sapete, può contenere almeno un intervento o più interventi. In realtà abbiamo 45 interventi che daranno gambe al programma. La dotazione di risorse, l'abbiamo già vista, la richiamo. Il percorso che abbiamo compiuto,
vedete qui riportate alcune date, quelle più topiche rispetto ai momenti formali di concretizzazione del programma. Cosa ci sta davanti? Dal regolamento generale, il 1303, 3 mesi di analisi da parte della Commissione, all'interno dei quali o a seguire dei quali la Commissione formulerà le proprie osservazioni. Dovremo rispondere a queste osservazioni, ovviamente motivando, giustificando e soprattutto revisionando il programma alla luce delle osservazioni poste. Entro i 6 mesi dalla data di presentazione la Commissione approverà il programma, ovvero, altro incastro, non prima che sia però approvato formalmente anche l'accordo di partenariato, altro elemento di novità nella congiunzione tra i regolamenti e gli indirizzi dell'Unione tramite la Commissione europea e l'attuazione dei singoli programmi. Come sapete, l'accordo partenariato Italia è stato inviato il 22 aprile, entro i termini previsti dal regolamento, ha avuto pochi giorni fa, la settimana scorsa, formalmente le osservazioni della Commissione, numerose peraltro, e adesso sono in corso ovviamente i lavori di affinamento alla luce di queste osservazioni. Ci riposiamo adesso che abbiamo superato il 22 luglio, alcuni di noi, soprattutto alcuni colleghi, io spero personalmente di sì, perché il lavoro è stato intenso e anche spero per tutti i partecipanti di oggi. Le attività però da fare sono numerose per arrivare ad avere l'attivazione del programma. Sono attività che vanno in parallelo con il negoziato. La prima, grossa, la stiamo mettendo in pista, partirà venerdì, la fase di consultazione pubblica sul rapporto ambientale, ai fini della valutazione ambientale strategica del programma. Anche questo è un elemento ostativo per l'approvazione del programma, nel senso che il programma ci verrà approvato dalla Commissione solo in presenza di parere ambientale finale sul rapporto ambientale completo. Abbiamo la fase di pubblicazione, durerà 60 giorni, la raccolta delle osservazioni, le controdeduzioni, la valutazione di tutto il materiale da parte dell'autorità ambientale, del nucleo regionale VAS e Vinca, e quindi la produzione del parere finale. In parallelo avremo l'avvio delle procedure di notifica, ovvero di comunicazione di esenzione degli aiuti di Stato ai fini del rispetto della normativa in materia sulle varie misure che abbisognano di questo tipo di procedura, sulle varie misure contenute dentro il programma di sviluppo rurale, perché ricordo a me stesso e a tutti che i vari interventi del programma di sviluppo rurale, laddove debordano dall'ambito allegato 1, vanno sottoposte non solo agli uffici DG Agri, ma alle altre autorità, DG Concorrenza, DG Mercati e quant'altro, per valutarne la completa correttezza rispetto a tutta la normativa comunitaria. Gestione della fase di transizione, io l'ho associata all'aggiornamento dei sistemi informativi. Ricorderete, l'assessore non l'ha richiamato oggi, ma è stato propositore di un pacchetto di 94 milioni di euro a sostegno di bandi nel 2014, bandi chiusi con notevole successo, Avepa sta istruendo a pieno regime. Questi bandi richiedono una gestione particolare e un adeguamento dei sistemi informativi di monitoraggio legata al fatto che usano già le nuove risorse, con regole vecchie 2007-2013, ma con budget 2014-2020. Dovremo rivisitare e definire ex novo gli indirizzi procedurali, che cito perché uno degli aspetti significativi, non è l'unico, il quadro riduzioni, per dar conto comunque di un'attività amministrativa che deve mettersi in moto per essere puntuale all'attivazione dei bandi. Va definito il sistema di monitoraggio che seguirà tutta la vita del programma, vanno attivati il piano di valutazione che trovate comunque prospettato all'interno del programma, va attivato il piano di comunicazione, anche questo già delineato per sommi capi all'interno del programma. L'ultima fase, una volta avuto ovviamente il programma definitivo, riguarderà la messa a punto dei bandi e la loro apertura. Quindi vedete, abbiamo davanti un periodo da qui a questi 6 mesi particolarmente intenso e che dovremo fare al meglio, svolgere al meglio per poter arrivare
in tempo utile a inizio dell'anno prossimo con l'attivazione dei bandi. Scusate che cerco le altre slide, no, non sono queste, per la seconda parte del mio intervento, che vi assicuro sta ormai volgendo al termine. Portate pazienza, ma non trovo, eccolo qua. Allora, come sono organizzate le presentazioni di oggi? In maniera abbastanza simile all'incontro del 10 di aprile, per cui ogni collega responsabile delle sezioni competenti per priorità e gruppo di misura le presenterà. Prima di passare a quella fase, l'ho citato prima, credo sia doveroso avere una visione per avere una visione d'insieme, guardare in particolare, diciamo così, al riparto finanziario e a come le priorità sono agganciate alle misure. Allora, ricordo i numeri magici: 6 priorità, 18 focus area, 13 misure, 45 interventi. Questa è la struttura indice del programma, non mi ci soffermo, vado veloce. Le risorse le ho presentate prima, ecco. 1.184.000.000. Come viene ripartito rispetto alle 6 priorità che il regolamento ci consegna come sviluppo rurale per concorrere agli obiettivi strategici di Europa 2020? Allora, come vedete, sulla priorità 1, trasferimento di conoscenza, la proposta di programma destina il 6,65% delle risorse. Sul sostegno alla redditività delle aziende agricole e alla competitività del settore agricolo destina quasi il 40%. Sulla promozione dell'organizzazione delle filiere alimentari, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gestione dei rischi, il 12,67%. Sulla priorità 4, valorizzazione e ripristino degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, il 25, poco più del 25%. Sulle priorità 5, incentivo all'uso efficiente delle risorse e passaggio a economia a basse emissioni di carbonio, il 5,46%. Sulla priorità 6, sostegno all'inclusione sociale, riduzione povertà e sviluppo economico in zone rurali, quasi il 10%, 9,90%. Le priorità possono forse apparire sfumate e allora presentiamo un ulteriore dettaglio, non lo leggo, lo proietto, lo troverete poi a disposizione, lo splittaggio delle risorse per i diversi obiettivi specifici. Ogni priorità è articolata in obiettivi specifici, focus areas, che evocano più precisamente dove si vuole andare a colpire, e le risorse sono state definite per singola focus area. Ogni focus area, ogni obiettivo specifico viene perseguito con un grappolo di misure e le risorse quindi sono state poi attribuite alle diverse misure che sostengono interventi focalizzati su target quantificati ben precisi. Ecco qui la rilettura, immaginate una matrice, in verticale possiamo pensare le priorità e le focus area, in orizzontale per righe ecco le misure. Misura 1, trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, il 2% del programma. Misura 2, sostegno ai servizi di consulenza, il 2,3% del programma. Misura 3, sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, l'1,9%. Misura 4, investimenti in immobilizzazione materiali, il 43% del programma. Misura 5, ripristino del potenziale produttivo agricolo, calamità, fitopatie, eventi catastrofici, l'1,5%. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, 12,4%. Misura 7, servizi di base e rinnovamento dei villaggi, 0,5%. Misura 8, investimenti forestali e sostegno alle attività delle foreste, 3,6%. Pagamenti agroclimatici ambientali, 9,7%. Misura 11, agricoltura biologica, 1,2%. Misura 13, indennità a favore delle zone montane, 11,9%.
Misura 16 cooperazione 2,3%, misura 19 supporto allo sviluppo locale partecipativo 6,3%. Da ultimo la misura di supporto al programma all'assistenza tecnica 1,4%. I titoli delle misure sono quelli da regolamento, quindi in molti casi non vi conducono direttamente agli interventi, ce ne renderemo conto nell'esposizione successiva. È interessante un esercizio che abbiamo fatto e che vi propongo e mi avvio veramente alla conclusione, è quella di rileggere rispetto ai temi strategici che abbiamo dichiarato in premessa, che sono trasversali alle diverse misure, cosa succede, qual è la capacità di risposta al programma. Allora, una delle priorità era la redditività, la competitività in particolare delle imprese agricole. Andando a prendere, a rileggere le risorse così come sono state collocate nelle misure che sostengono e sono un ampio grappolo questo tipo di obiettivo, vediamo che a questo sono destinati il 32% delle risorse. Per quanto riguarda la creazione di nuove aziende, il sostegno all'avvio di attività da parte di nuovi giovani agricoltori, vediamo che è destinato l'8,44% dell'intero programma. Per quanto riguarda il sostegno dell'agricoltura in zona montana, andando a cogliere sia le misure dedicate, pensate alle indennità compensative in zona montana, sia le misure con riserva, pensate agli investimenti materiali per le aziende agricole di cui fruiscono del 25% per la zona montana, o effetti di trascinamento anche sulle misure formative, consulenziali che sono agganciate ad esempio agli investimenti materiali, ai pacchetti, ne risulta questo 35%. È un valore al netto delle risorse che transiteranno invece attraverso lo sviluppo locale tramite il leader. Per quanto riguarda poi gli obiettivi agroclimatici e ambientali, in senso lato, qui dentro conferiscono la misura indennità compensativa, le misure legate ai pagamenti agroclimatici e ambientali, parte degli investimenti materiali finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'uso ad esempio della risorsa acqua, vediamo che sono un 30,42%. Ricorderete che il regolamento dà un vincolo di destinazione minima del 30% per questi obiettivi, noi siamo poco sopra. Per quanto riguarda la competitività, l'organizzazione delle filiere agroalimentari, vediamo che il coacervo delle misure, parliamo in questo caso facciamo riferimento all'evoluzione della 123 o della 132 o della 133, abbiamo l'11-15% delle risorse. Infine, ultimo nel nostro elenco, la destinazione per il CLLD, che è l'evoluzione dell'asse leader, il 6,27%. Per consentire che, come dire, il collegare questi numeri, queste cifre a queste etichette, trovate in cartella una serie di materiali e di slide che cercano proprio di rappresentare il legame tra priorità, obiettivo specifico e grappolo di misure. Non sto qui a presentarli, richiamo velocemente per essere, che forse è più chiaro, solo l'esempio della priorità 2. La priorità 2 contiene, che è il sostegno alla redditività delle aziende agricole, contiene al proprio interno due focus area. La prima è quella di sostegno, la 2A, sostegno alla redditività delle aziende agricole. Le risorse finanziarie per questa focus area risultano dallo stanziamento specifico destinato a questa focus area sulla misura 1, l'intervento 1.1 azioni di formazione, sulla misura 1.2 informazione per, vedete, 2 milioni di euro la prima, 2 milioni la seconda, sulla consulenza 6 milioni di euro, sulla formazione dei consulenti 2 milioni di euro, sulla misura 4.1.1 investimenti delle aziende agricole 249 milioni e mezzo di euro, sul sostegno alle infrastrutture viarie e silvopastorali, eccetera, la misura 4.3 per 33 milioni, la misura 861 investimenti in tecnologie forestali per 8 milioni e mezzo, la misura 16.1 costituzione e gestione dei gruppi operativi per una quota 1 milione e 100 mila euro, la 16.2 che è la naturale, diciamo così, l'evoluzione della 124 che conoscete
per la parte finalizzata alla focus area 2A 2 milioni e 2, il tutto dà il totale di questa focus area di 306 milioni, che va ad alimentare il totale della priorità 2. Mi limito a questo, trovate delle schede analoghe per tutte le priorità che vi consente per spiegare questo intreccio, tentare di spiegare questo intreccio. Io mi fermo qui. Prima di passare all'illustrazione, passo la parola delle misure, che seguirà a breve, passo una parola a Stefano Barbieri. Nei lavori odierni, in questo momento, prima di passare alla fase successiva, presentiamo anche uno strumento di valutazione che ci è richiesto, ma ci teniamo peraltro a svolgerlo, e di valutazione dell'attività partenariale svolta, che è funzionale, ripeto, proprio al dare evidenza di quello che si è fatto. È un passaggio che ruberà pochi minuti, ma che è prezioso per tarare al meglio la nostra macchina anche in funzione delle attività che non esauriscono oggi, ma continueremo in futuro. Io vi ringrazio dell'attenzione.